Dai, non si fa più.
Qual è? Così giusto per scalare il c'è lavoro, No, no, ma il ragazzo sperava di finire prima, si fa da Vedi perché so che in contatto con il allora non sono aggiornato. Meno certo.
Riga di fastidio. Lo sa che succede per il caso di una migliore resa. Usciamo perché si sa uno va a vedere se viene qua. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di essere intervenuti a questa serata organizzata dal Convito Carlo Alberto di Novara, che è la scuola più vecchia del Piemonte, che è nata nel 1808, e della cooperativa Verde Azzurra, che è nata nel 1945. Noi qui siamo per l'amicizia che lega il nostro capobanda, che è Edi Zuliani, con il sindaco qui di Artenia, e questo ci permette di far vedere questo spettacolo. Perché siamo venuti in Friuli? Siamo venuti in Friuli perché le portatrici carniche da noi erano completamente sconosciute. Abbiamo fatto questi spettacoli che sono state, chiamiamole un po' pilotate, da formazione fatta dai professori all'interno degli istituti. Nel Convito Carlo Alberto sostanzialmente recitano i ragazzi del terzo e del quarto anno del liceo scientifico, e per quanto riguarda la banda, anche se è formata da qualche persona anziana, più del 50% sono tutti ragazzi inferiori a 25 anni, quindi siamo in mezzo a 70, complessivamente a 70 ragazzi tutti giovani. Noi siamo qui questa sera proprio per proporvi questa serata che io spero possa interessare un po' tutti. Il problema, la tragedia sulle portatrici caraniche è stata scritta dal professor Balzaretti, che dopo dirà anche lui due parole per raccontarvi cosa ha fatto, ed è proprio ha un doppio significato, un significato di quello che sono state le portatrici carniche all'interno della prima guerra mondiale. Ma voi vedrete che in fondo a questa tragedia dà, secondo me, un grosso significato alla importanza delle donne in tutti i suoi complessi, non solo della vita familiare, ma anche della vita sociale e in questo caso della vita militare. Quindi voi vedrete, per noi Friuli, per noi è già la seconda volta che veniamo qui a recitare, per me poi è un ulteriore ricordo del Friuli, perché io ho vissuto 6 mesi a fare il sottotenente qui a Ledra prima della guerra perché io sono vecchio, e quindi un po' di anni fa, e poi ho vissuto 1 anno e mezzo come caporale da San Paolo di Torino a Udine, e quindi questa zona che facevo Friuli e Veneto Sud, e quindi questa qui era la mia zona. Quindi io sono particolarmente affezionato a Friuli, al punto tale che sia l'anno del terremoto a Cavalzo Carnico che l'anno dopo a Villa Santina io ho partecipato alla ricostruzione di questa terra, dove oggi, come diceva il mio amico Giampiero, abbiamo avuto la dimostrazione che i soldi che qui sono arrivati sono stati spesi bene, ma molto bene, e hanno dato rilancio al Friuli. Quando io ero venuto qui, la Pontevana era a binario unico, adesso è doppio binario. Non c'era l'autostrada, adesso c'è l'autostrada. Tutto quello che c'erano 4 aziende fuori il Tricesimo, e adesso è tutta un'industria che sta sviluppandosi. Siete fra le regioni, fra le più importanti a livello economico, a livello italiano, e questo qui
non dico grazie al terremoto, perché il terremoto purtroppo ha avuto l'altra faccia della medaglia che tanta gente ci ha lasciato, ma come voi siete riusciti a spendere bene questi soldi e senza a fare masciuini come fanno in tante altre parti d'Italia, a destra e a sinistra, dove il primo contributo che avete dato è stato quello del rimborcarvi le maniche e poi sono arrivati i contributi che ha fatto il resto. Quindi io sono molto affezionato. Per tornare alla serata di questa sera, è una serata dove voi troverete che importanza hanno avuto le donne e che importanza hanno le donne, non diteglielo a mia moglie, che importanza hanno le donne proprio nella struttura della nostra. Quindi non solo per quanto riguarda la sistemazione domestica, ma proprio per quell'impegno che ci sono. Se voi guardate ormai nei consigli di amministrazione che ci sono nelle aziende le più importanti d'Italia, oltre ad avere una rappresentanza sempre delle donne, ma c'è quasi una rappresentanza rappresentativa nelle donne. Non dico che sono la metà, ma questo sta a significare quanto importa. E noi questa sera nel nostro breve, che durerà un'ora e mezza, lavoro, abbiamo voluto dare questo. Io passerei la parola a colui che ha fatto e ha scritto questo dramma, che è il professor Balzaretti, che oltre ad essere era un professore che insegnava italiano in un istituto tecnico noare, l'istituto Omar, oltre a questo scrive su parecchi giornali e ha pubblicato molti libri. Quindi io vi ringrazio ancora dell'accoglienza che ci avete dato, speriamo che quello che loro propongono vi possa piacere e ancora grazie di esserci intervenuti. Buonasera. Allora io sarò breve e dirò due parole sulla collaborazione tra noi, Corpo Mondistico Verde Azzurro di Gagliate e il Liceo Scientifico Carlo Alberto di Novara, perché coinvolge, come diceva prima, il Presidente e i giovani. E questa è una collaborazione che abbiamo iniziato l'anno scorso, sempre con un dramma musicale, sulla Resistenza. Tra l'altro l'anno scorso ricorrevano anche gli 80 anni della Repubblica dell'Ossola, che è stata la prima repubblica in Italia a liberarsi nel 1944. Quest'anno presentiamo questa storia delle portatrici carniche, che è una storia che la storiografia, diciamo, ufficiale non tratta. È difficile trovare qualche libro, a parte i storici locali, ho visto qui della vostra zona, però in Piemonte quando si parla di portatrici carniche nessuno sa dire chi erano. E a maggior ragione quindi coinvolgere i ragazzi in questo diciamo, ricordo noi riteniamo che sia fondamentale sia da un punto di vista culturale, perché conoscere gli avvenimenti del passato diciamo, è sempre importante proprio per la ricaduta che possono avere anche al giorno d'oggi. Come anticipava prima il Presidente, la vicenda delle portatrici carniche è stata forse in Italia la prima dimostrazione del ruolo delle donne, di come le donne potessero dare un ruolo fondamentale a livello sociale. Tra l'altro in un periodo, si era all'inizio del Novecento, in cui la donna come ruolo sociale aveva fondamentalmente quello di, diciamo, domestico, di gestire la casa, anche nelle classi, diciamo, elevate, nell'aristocrazia, oppure nelle classi popolari, quelle di aiutare la coltivazione dei campi, e questa è una cosa secolare, no? Perché insomma, fondamentalmente già in epoca romana c'era sulle epigrafi delle tombe delle matrone romane si leggeva l'anum filios fecit. La donna ha sempre fatto questo, l'ana, cioè la casa, i figli. Ricordare questo impegno, il sacrificio, l'abnegazione con cui le portatrici carniche invece hanno fatto un apporto fondamentale in guerra, sì, ma hanno dimostrato che le donne veramente ci sapevano fare. Per noi, da un punto di vista, diciamo, educativo, è fondamentale. E per questo abbiamo infatti pensato di proporlo al liceo Carlo Alberti, con cui appunto collaboriamo,
affinché i giovani, in un periodo nostro, diciamo, in cui viviamo una quotidianità che purtroppo da questo punto di vista è ancora drammatica, anche se pensiamo di essere un paese civile, su questo penso che nessuno abbia dei dubbi, però quando noi sentiamo il telegiornale o leggiamo i giornali quasi quotidianamente una donna viene uccisa, va bene anche in ambito familiare, insomma questo ci fa meditare. Allora riteniamo che educare i giovani, instillare nei giovani questa convinzione, cioè del rispetto nei confronti della donna, sia fondamentale. Quindi vi auguro buona serata, buona visione, sperando che vi possa piacere questa cosa. piegati in due, come mendicanti sotto i sacchi, con le ginocchia che si toccano, tossendo come le streghe, maledicevamo attraverso fango, fino ai bagliori spaventosi, ci voltammo indietro e verso il nostro distante accampamento iniziamo a trascinarci. Gli uomini marciavano addormentati, molti avevano perso i loro stivali. Avanzavano zoppicando, calzati di sangue. Tutti camminavano zoppi, tutti ciechi, ubriachi di fatica, sordi persino ai sibili delle stanche lontane granate 5-9 che
e si dimenava, come un uomo nel fuoco o nella calce viva. Pallidi, attraverso i vetri appannati delle maschere antigas e la luce verde spessa, come sotto un mare verde, l'ho visto annegare. In tutti i miei sogni, davanti al mio sguardo impotente, si precipita verso me, barcollando, soffocando, annegando. Se in certi affannosi sogni potessi anche percorrere dietro il vagone in cui lo gettammo e guardare gli occhi bianchi contorcersi nel suo viso pendente come il malato del diavolo del peccato, se poteste sentire ad ogni scossa il sangue gorgogliante venuto dai polmoni imboccati dal gas, ripugnante come il cancro, amaro come il boro, e le piaghe aperte ed incurabili sulle persone innocenti, amico mio, non diresti con così grande entusiasmo ai bambini ardenti, la gloria disperata, la vecchia bugia. È dolce e onorevole morire per la patria. Hanno spiegato le solite cose, ma un argomento è stato molto interessante, quello che ci ha spiegato il professor di storia. Non dirmi che ti piace la storia. E di quale fatto vi ha parlato il vostro professore? Ma di un argomento che non avevo mai sentito, ma mi è subito interessato perché abbiamo parlato di donne. Beh, lo credo. Nella storia si parla di regine, imperatrici. No, abbiamo parlato di donne comuni, operaie, massaie, contadine, ma che hanno fatto la storia. Sì, figliuola. Ci sono state donne che hanno combattuto il loro modo, senza le armi, ma con la forza e l'ardore. Da come ne parlo mi sa che mi sai qualcosa. Sì. È una storia di tanti anni fa, che sui libri non trovi, quando avevo su per giù la tua età. Come te sognavo, ma arrivò la guerra e i sogni si persero per molti anni. Davvero, nonna? Raccontami, dai.
Purtroppo va male, non riusciamo più a raggiungere il fronte in tempi adeguati. Qui il comandante dice che manca di tutto, le munizioni, le vetrovaglie, il personale uniformi. Siamo continuamente sotto tiro dalle artiglierie nemiche e come se non bastasse si è aggiunta la neve e noi dalle retrovie non abbiamo più né uomini né mezzi disponibili. Dovremmo trovare una soluzione il più presto possibile. Non possiamo abbandonare i nostri uomini senza dare rifornimenti. Sì, ma come trovare una soluzione? Stiamo andando male e se va avanti così rischiamo di perdere la vita di molti soldati e anche le posizioni. Beh, io signor capitano, se posso suggerire... Dica, non stai perdendo tempo! Da un po' di tempo pensavo che potremmo servirci della popolazione locale, almeno per compiti di sostegno alle truppe. Ah, bel dire lei, popolazione locale, ha visto cos'è rimasto? Non sono rimasti che anziani, bambini e le donne, che aiuto ci possono dare, su via! Eppure nel nostro caso potrebbero essere utili. Loro conoscono tutti i sentieri che portano in quota, i boschi e ogni angolo di questa terra meglio delle nostre mappe. Si potrebbe provare. Che cosa si potrebbe trovare, tenente? A mandare su dei vecchi? A mandare su dei bambini? O peggio, a mandare su delle donne? E allora potremmo chiedere che cosa ne pensano. La popolazione locale si è sempre mostrata solidale con noi. Dopotutto, lassù, a combattere ci sono anche i loro figli. E potremmo parlare con il Trevosto, se perché non sotto ascendente. Ah, il Prevosto, pure lui ci mancava. Quello non pensa altro che al carico di legna che abbiamo requisito. Senta, tenente, faccia come le aggrada. Chiedere non costa nulla, poi vedremo da farsi. Io, nel frattempo, interesserò il comando di brigata, perché spero proprio che loro una soluzione la trovino. Agli ordini, capitano. Stasera stessa contatterò il Prevosto. Sembra una persona ragionevole e disponibile al dialogo. Vediamo e speriamo.
stavo andando tutto. Io non vedo. Beh, siamo qui. Di patate e farina ne abbiamo un po' noi. Aiutiamoci, no? La vittoria anche da che un po' di latte ce lo darà. Oh, se Padre Eterno mi guarda, il latte non mancherà di certo. La nonna che da negozio fa il vitello è grossa come un baule. Sa un animale che crescerà per bene. Speriamo che faccia latte per tirarlo su. Lui e noi. Io penso ai nostri bambini che non hanno più niente da mangiare. Di questi tempi non riusciamo neanche più a raccogliere il fieno. E le vacche, senza il fieno, il latte, come lo fanno? Ho sentito sulla Malga proprio stamattina che hanno bruciato tutto. Dicono delle granate sparate male. Sparate male? Perché? Ci sono anche le granate sparate bene. Te, sempre pronta a fare il furto. Questa maledetta guerra non guarda in faccia a nessuno. Ci ha portato via i soldati e adesso ci porta via le bestie e il raccolto. E noi siamo qui a lavorare, da sole, senza niente. E che cosa ci resterà poi? Io potete leggere tanti libri. I libri non c'entrano nulla. È che qui, da quello che si sente, le cose non fanno che peggiorare di giorno in giorno. E per quei poveri uomini lassù è sempre più dura. Ho sentito che i comandi stanno cercando gente che aiuti a portare su breve in montagna. Ah sì, e la gente siamo noi, perché i nostri uomini e i nostri figli si da paesi re. Noi abbiamo già le spalle cariche di lavoro e di preoccupazioni. Oggi in chiesa si parlava del Tonno, il figlio del Beppe e dell'Agostina. Sì, mi scompire. Ah, poverino. Come faranno senza le sue braccia ad andare avanti tanto? Poverino lui che è morto, altro che i campi, li stanno mandando tutti a macello i nostri poveri giovani. Già, te hai pensato Gaspare, ma lui non è un privilegiato fuori dentro le linee. Perché adesso col Pasqua si sono fatte le spade alte, mica tutti possono scrivere dei campi come si deve. È vero, la gomma si fa anche con le carte. Mio cugino si è fatto la giornata, si è fatto un po' di gradi e adesso è nei comandi dello Stato Maggiore. Voi parlate tutti dei vostri morosi, dei parenti. Pensate a voi, ma tutti gli altri? Gli altri poveretti che sono in trincea, in mezzo al fango e alle granate, che non hanno più un tozzo di pane per sfamarsi qua. Ma quindi, chi ci pensa? Sapete cosa vi dico? È arrivato il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, invece di stare qui a giacolare. Ma cosa vuoi che facciamo le povere donne? Non basta preparare ai campi, alle bestie e ai fiori. Non basta restare tutte le notti con gli occhi aperti a pensare ai nostri mariti, se son bene se li ha portati via una granata. Noi non possiamo fare altro, siamo sempre stati noi uomini. Non è così che va la vita. Va così perché la lasciamo andare così. Ma ora è il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, che possiamo aiutare i nostri uomini. Tutti parlano di patria, patria fa, patria là, ma la patria l'è anche nostra, o no? Buonasera, Donny. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ah, che calduccio qui. Fuori che un freddo del diavolo. È venuto qui per scaldarsi, non Adelmo? Beh, ho finito la legna. Tommaso il carrettiere me ne aveva promesso un paio di santi, ma le autorità lo hanno fermato sulla strada di Ravaschletto. C'è stata la requisizione. Per lo sforzo bellico, dicono. Ma io coprirei dopo Recaloca. Ma va, che lei è fortunato, che ne tiene caldo la fede. Vada te con quella bocca di sconcezie, che padre Terra te la farà ascoltare. Si sveglia allora e si scaldi. Allora, donne, avete
Avete sentito i cannoni prima? Martellano tutto il giorno e adesso anche la notte. Chissà quando la finirà sta storia. Che il buon Dio ci guardi con un buon occhio di riguardo. Il buon Dio dovrebbe mettere un occhio anche per quelli che l'hanno voluta sta maledetta guerra. Te sei troppo intemperante. La bocca parla, ma è la testa che ragiona. E che ragiona la tua testa? La lasci stare, Don Adelmo. Non le dia retta. La Mariella è fatta così. Ecco, se dico che anche noi donne dobbiamo aiutare quei poveretti in trincea, mi rispondo che sono fatta così. Allora, devo stare zitto. Buono e buono, sempre dire sul sì, signor parole. Ah, Maria, tu hai buon cuore. È vero che voi donne potete fare qualcosa per quei giovani lassù. Proprio per questo sono venuto qui stasera. Oh, che novità di posi, Don Adelmo? Una novità che vi raccomando. Insomma, sono in difficoltà con i collegamenti per le trincee. Non sanno più come fare arrivare i viveri, i rifornimenti. Gli austriaci bombardano giorno e notte le strade, i sentieri. I nostri mezzi non riescono più a salire. Insomma, il capitano Migliacci, che è un bravo uomo, mi ha chiesto, per mezzo di un suo tenente suo subordinato, se qualcuno di voi è disposto a dare una mano. Aspettate un secondo, ma ricordatevi che comunque quel capitano è quello che pure mi ha sequestrato la legna. Ma noi poverette, che mano che dobbiamo dare? Abbiamo il lavoro fin sopra i capelli, la casa, le vesti, i fiori e adesso ci tocca pure aiutare i soldati? Questa maledetta guerra l'ha voluta loro, mica noi. Ma dicono che sono disposta a darmi la paga. Insomma, delle lire che di questi tempi non costano mica. E no, signor Prevosto, noi non siamo buoni solo per fare figli che poi gli altri ci portano via per mandarli a morire in trincea. E così, adesso chiedono aiuto. Ah, figliole, voi che siete così giovani, almeno stavolta, date ascolto a Maria, va? Don Adelmo, io accetto, e lo dico anche a voi altri. Noi donne possiamo aiutare portando su il cibo, quei ragazzi, muoiono di fame oltre che per il genere. Passiamo dai sentieri nei boschi per le mulattiere, quindi siamo meno visibili. Inoltre, possiamo portare medicine per chi curano i feriti. Abbiamo le gambe buone, abbiamo le gemme e conosciamo ogni sentiero di questa montagna. La montagna è la nostra casa, come questa qui dove stiamo a caldo. E come che disse Don Adelmo, qualche lira in tasca, dai pan del cielo. Allora, l'idea è diventosa, è un'impresa rischiosa, ma se siete disposti ne avrete gran merito. Io, darmi fidanzato, anche io lo voglio dire. Pure io, anche se il fidanzato non ce l'ho, ma fa niente. Va, che prima o poi lo trovi quello che ti prende, ma deve essere ben disperato. Allora riferirò al capitano di comando. È un uomo devoto, un milanese che prima della guerra insegnava all'università. Peccato che sia quello che mi ha sequestrato la legna. Non fa niente. Anche i preti adesso vogliono cambiare il mondo. Ma per noi donne resta tutto uguale. Andate anche voi a farvi ammazzare dagli austriaci. E così qui non resterà nessuno. Mandate su delle munizioni a quota 5 e mi raccomando, portate una via Trevelli con sufficienti calche, tenendo bisogno di quel pane. Dimenticavo, qui c'è il dispaccio del colonnello per l'attacco di domani. Dia al comandante lassù di animare gli uomini, intesi? E distribuite del coppiale, che dia un po' sui cuori.
Comandi, signor capitano. Bene, adesso va e sta attento a non farti accoppare, eh. Sì, signor capitano. Comandi. Mi scusi, signor capitano? Sì. Di là c'è un prete che vuole conferire con lei. Ma sì, e Don Adelmo, fa passare. Sarà qui a reclamare il suo carico di legna. Sia lodato Gesù Sì, Cristo! sì, va bene, va bene, va bene. Ma non sia così aspro, capitano, con il nostro signor Salvatore. Sì, ma c'è poco da essere allegri per come stanno andando le cose. Ogni giorno un massacro. Non facciamo altro che perdere il territorio. Il vostro Padre Eterno non vede. Bisogna aver fede nella provvidenza, pregare, pregare. Pregare, pregare. Immagino che lei sia venuto qui per pregare e di avere il suo carico di legna. Se fosse possibile non me ne dispiacerei, ma in realtà sarei venuto qui per un'altra questione. Dica allora, che aspetta? La proposta di cui mi aveva parlato il tenente. Insomma, ho parlato con le donne e pare che la maggior parte di loro siano disposte, almeno le più giovani. Ah, vedo che lei ha un certo ascendente sulle donne. Si tratta delle donne di Cleobis. Le mie parrocchiali sono molto devote e soprattutto decise, nonostante il grande carico di incombenza a cui sono sottoposte in questo periodo. Sa, è tutto sulle loro spalle, anche il lavoro che prima era degli uomini. Le donne di Cleobis? Non ho capito, può ripetere, scusa. Cleobis, un paesino su Torrente Bulto, un paio di anni. Ecco qua. E sentiamo, che cosa vogliono queste donne in cambio dell'aiuto che chiediamo? Per offrirsi come portatrici e rifornire di vettovagli, magari le munizioni, le trincee che abbiamo lasciato. Insomma, ho detto loro che sarebbero state pagate. Beh, per questo non sarà un problema. Piuttosto, hanno idea queste donne di che cosa significhi salire in trincea? Lo sanno che ogni trota, ogni porra, ogni singolo albero può nascondere un cecchino austriaco. E poi cari colleghi Fiorellini, queste donne hanno idea, lei ha idea di quanto pesino le munizioni? O pensano di andare a fare una passeggiata per i boschi? Signor capitano, queste donne conoscono tutti i sentieri e i boschi di montagna come le loro tasche, ma mi creda, non ci sono mai andate per fare delle passeggiate. Sono donne dalle spalle robuste, abituate a portare la gerla. Che mi creda, altro che il peso delle munizioni. Sono da sempre abituate alla fatica nei campi. E hanno le gambe salde come tronchi di quercia. E lei, se posso. Vabbè, è capitano. Già che mi stanno dando del tenente un po' offensivo, devo dire. Scusi. Comunque sa di dove sono io, di Milano. Ecco, queste donne non sono come quelle di città che conosce lei. Non sanno che cosa sono i gioielli o i bei vestiti. Conoscono da secoli solo e soltanto il lavoro nei campi, in casa, ad accudire i mariti, tirar su i figli, il sudore ogni giorno. Ma sono donne che dormono con la fatica, perché convivono con la fatica, fin dalla nascita. Giusto perché lei, Don Adelmo, è un onoretto e soprattutto perché non è venuto qui per perorare la causa della sua legna, mandano in quel posto Cleodis, o come si chiama, un ufficiale o qualcuno, forse il tenente che vuole a sto punto, per sentire queste donne. Ammetto, l'idea è stata del tenente, ma non mi dispiace, potrebbe liberare qualche altro soldato per altri comandi. Io. Però, sa, se mi facesse avere un paio di sacchi, di carichi, insomma, di legna bella secca, sa, darebbe un po' di conforto a quei tre poveretti che vengono in chiesa di questi tempi. Con voi prendi non c'è proprio modo di resistere. Va bene, va bene, va bene. Vi farò il carico, contento signor Pidocchio. Ora però se ne va via, non la voglio più vedere.
Prendo la sedia. In nome del comando, come parlare? Quel che abbiamo da dire lo sa. Beh, signorina, essendo una situazione difficile... Signorina non è male. Ecco, un uomo che sa con quali moti. Padre, guarda, e lascia fare sto povero figliolo. Ecco, volevo dire che l'aver accettato di aiutare l'esercito è lodevole, che manifesta l'amore che portate alla patria. Non dovete ringraziare il tenente. Siamo tutti nella stessa barca, allora remiamo. Quei ragazzi hanno bisogno di una sempone. Certo, certo. Aiutare i ragazzi è anche quello amor di patria. Dopotutto lassù a combattere c'è la nostra gioventù, la gioventù di tutta l'Italia che si sacrifica per la causa. Lei dov'è, tenente? Vengo anch'io dalla montagna, da Cuneo. So che cosa vuol dire. Ed è proprio per questo, proprio perché qui sappiamo cos'è la montagna. Parla a voi donne che la vostra è una via strampalata e per pochi sgherri. Portare le munizioni in trincea non è come andare a raccogliere il fieno, o come portare le vacche al pascolo, o come accudire i nostri fiori. È pericoloso, ostia! Questi austriaci fanno come dannati. Pensate cosa stanno facendo. Queste donne hanno un coraggio che nemmeno molti uomini hanno. Te, che già quelle giacche della guerra lascia agli altri. Tas! Che se non fosse per questa gamba sghemba, a quest'ora io sarei là con gli altri. Io non ho paura di morire. Ah, per l'amor di Dio, figlioli, non animiamoci. Qui siamo tutti dalla stessa parte e ognuno, per quel che può, cerca di fare la sua. Ben detto, e ora è il momento che anche noi donne facciamo la nostra di parte. Bene, vedo che siete decise. Allora vi informo che il capitano Migliacci ha deciso di approvare questa impresa. Un tentativo però, per ora. Vediamo come va e se c'è troppo pericolo. In quante sareste disposti a correre il rischio? Io! Anch'io sono con loro. Anche se le gambe sono vecchie, posso sempre dare una mano se ce n'è bisogno. Con il mio carretto posso portare munizioni e viveri dal comando fino qui. Perfetto, riferirò. Vi potete organizzare tardi e potrete cominciare con la vostra missione. Allora che il buon Dio vi assista con un occhio di riguardo.
sforzo bellico tra voi, ma vogliamo vincere questa guerra e mandare a casa gli austriaci. E allora dobbiamo dare all'esercito. Fosse da dare solo questa roba qua, ma l'esercito vuole altro. È un sacrificio che dobbiamo compiere tutti e credo che voi siate proprio qui per questo. Sì, anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Noi donne non siamo davvero degli uomini. Bene, vedo che siete già arrivate. Da oggi questa qui sarà un po' come la vostra seconda casa, i magazzini del genio. È da qui che prenderete i fornimenti di cibo e di munizioni da portare su in trincea. Quindi, siete ancora per spade? Se siamo qui, perché chiederò ancora? Fuori abbiamo le nostre gente che aspettano e là in Italia ci sono altri che aspettano di più, allora basta parlare. L'hai sentita? Cominciamo a caricare. Forza ragazzi di queste donne a assaggiare cos'è la guerra. Sarà un'impresa ardua e rischiosa, lo sapete, ma vi auguro di portare a termine la vostra missione nel migliore dei modi e che Dio vi benedica per la vostra volontà. Siamo tutti nella stessa barca, allora regniamo. Quei ragazzi hanno bisogno e noi siamo pronti. Vi sarà corrisposto un'era e mezza al viaggio e poi vi verranno consegnati i libretti su cui segnare le presenze e i viaggi che farete, oltre ai bracciali con l'appartenenza al battaglione, il nostro. Nel caso che ci accoppano, No Maria, no, siete troppo preziose per il ruolo che proponete, poi siete donne davvero in gamba. Veramente vi meritate molto, molto di più di quel che avete e magari un giorno... sì, forse un giorno essere donna sarà meglio di adesso. In questo paese non si guarderà noi donne con disprezzo, ma con fiducia e riconoscenza. Forse è un giorno ancora troppo lontano, o forse è solo un sogno. Maria, per me e per tanti di questi soldati quel giorno è già arrivato. State certa di averla. Davvero, non so come ringraziarvi. Bene, allora siamo pronte. Il percorso della volontiera lo conosciamo. Saremo lì entro sera. Allora, tenente, che Dio ce la mandi buona. Thank you.
Quasi quasi è meglio portare giù il fieno dagli alpeggi. Ma le gambe le abbiamo buone. Dai ragazze, dimostriamo che cosa siamo in grado di fare, così che non diranno che è meglio per noi stare nella stalla o in cucina a far la maglia. Ci riposeremo una volta arrivate. La cima è là. Prendiamo il sentiero fuori dal bosco che scende giù nella valle e poi risale sul fianco destro della montagna, dove c'è il mare. Ed è la parte più riparata dal costone di roccia. Se va bene con noi che non incontriamo fucilati. Ma siamo sicuri che non ci siano dei cecchini? Ho sentito che si nascondono ovunque, come dei fantasmi. I fantasmi non ci sono. Ci sono uomini da una parte e dall'altra che hanno solo l'ordine di uccidere più che possono e noi ci siamo finiti dentro fino al collo. È stata una nostra scelta. È arrivato il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, che non dobbiamo sempre piegare la testa. Aiutiamo quei poveri figliuoli, pensando che siano i nostri figli, i nostri fratelli e i nostri mariti, e che solo insieme costruiremo un mondo migliore di questo. Resta con lei, state da quella parte, sotto le rocce. Ti prego, che nessuno vi veda, mi raccomando. Noi ragazze, andiamo avanti, abbiamo un dovere. Date soccorso ai feriti. E voi cambiate l'alza del cannone. State sparando troppo basso. Mi scusi, signor capitano, ci sono delle donne che vengono dalla valle che portano delle gerle? Sì? Bene, mi è stato comunicato dal comando. Ora direi ai sentinelle di farle passare. Signor capitano. Benvenute, grazie. Grazie per il vostro coraggio e per l'aiuto che ci portate. Abbiamo viveri, pane, formaggio e anche della grappa, che non guasta. Avete ragione, ma temo siate capitati in un momento un po' critico. Capite che cosa intendo? Che Dio ci protegga. Ho pensato di portare delle calze grandi per maglia, solo di mio fratello, ma lui era fissato da combattere. Da portarle, magari la qualcuno potrebbe servire. Siete una donna dal cuore grande, non so come ringraziarvi. Questi ragazzi hanno bisogno anche di questo, come il pane. Allora la prossima volta che saliamo possiamo portare altri vestiti.
Se per voi non è un problema, potreste portare giù delle divise e degli indumenti da lavare e rassettare, e poi riportarle ai nostri soldati. Qui, oltre a combattere contro il nemico, combattiamo anche contro i pidocchi e la sporcizia. Vedete per cui ci proviamo. Lo faremo con piacere. Noi siamo abituati a lavare, rammandare, stirare. Almeno ora lo faremo pensando di portare un po' di conforto a questi ragazzi. Grazie. Donne come voi faranno grande il nostro paese e ve ne renderemo bene. Possiamo dare una mano anche con i feriti a questa qui. Non mi sembra il momento di scendere giù nella monastera con tutte queste cannonate. Che ne dice, signor capitano? Va bene, ma state a riparo. Le vostre vite sono troppo preziose per il bene che portano all'anima. Io seguivo l'ostetrica in paese, un po' di medicamenti ce l'ho. Beh, non mi sembra proprio lo stesso tipo di medicamento, ma se dite di avere una certa pratica, allora dai, vediamo. Sono sicuro che ci sarete utili anche in questo. Che Dio vi benedica. Dai, vieni qui, dacci delle bende e dell'alcol. Dai, cerchiamo di salvare questi poveri giovani. Come ti chiami, soldato? Mi chiamo Giuseppe, ma tutti mi chiamano Pino. Te, bella, come ti chiami? Io mi chiamo Maria. Maria, come la mia mamma. E da quanto non senti tua mamma, Pino? Da tanto, tanto. E non le scrivi? A me mica piaceva la scuola. E poi io ho fatto il tranviere, mica lo scrittore. Se vuoi, le posso scrivere io una lettera. Tu sai scrivere? Sì. Ecco, allora scrivi come ti dico. Ecco, ti scrivo ora, mamma, per mano di un angelo, mentre le bombe tacciono e non si sente il fischio dei proiettili sopra la testa. Tutto tace, mamma, ma io ho paura. La paura mi stringe la gola. Ti penso sempre, mamma. Il tuo sorriso è sempre alla mia mente, che anche in questo inferno è la mia forza. Ricordo anche il tuo mondo e quello della nostra gente. Mamma, non so che sarà il mio destino. Non comprendo tutte queste morti. Non capisco perché gli uomini si uccidono a vicenda per un pezzo di terra. Non so se la mia vita e quella dei miei compagni servirà mai a qualcosa. Se tutto questo sangue che si mescola alle lacrime un giorno potrà farmi nascere di fiori per far capire quanta sofferenza ho vissuto e quanta disperazione ha distrutto i miei sogni di ragazzo che vede la sua vita spazzata via così miseramente. Ecco, ora io vado, mamma, e prego come tu mi hai insegnato. Se vedrò arrivare domani, ma ti va e finché ho un po' di voce racconta al mondo che tuo figlio è morto insieme a tanti, tanti altri, così che altri giorni possano vivere in pace. Ecco, scrivi come ti ho detto, che la mia mamma deve pregare per me.
Maria, vi porto i ringraziamenti da parte del capitano e dei vostri soldati. La voce della vostra impresa si è già diffusa in tutto il comando e anche in altri settori del fronte. Inoltre abbiamo saputo che altre donne, provenienti da altri paesi, da altre valli, si stanno offrendo come voi per aiutare i soldati. È straordinario. Io veramente non so come ringraziarvi. Non dovete ringraziare, tenente. Noi donne cerchiamo di fare solo ciò che riteniamo giusto. Insieme possiamo rendere questa maledetta guerra un po' meno pesante per tutti. Non è giusto che solo voi uomini andiamo in trincea a combattere. Anche noi donne abbiamo dei doveri. Avete ragione, Maria. Insieme ricostruiremo il nostro paese, con una società più libera e giusta, aperta alla porta di tutti. Noi donne aspettiamo di vederla veramente, questa società di cui parlate, di essere libere di manifestare il nostro pensiero, di mostrare la nostra indole e di non dover sottostare più a regole vecchie, del passato che non ci appartiene più. Maria, voi avete veramente un grande coraggio. Sono ammirato dal vostro carattere. A volte il coraggio bisogna darselo. Noi siamo donne semplici, lavoratrici, abituate fin dall'infanzia alla fatica nei campi e ai lavori domestici. Conosciamo ogni angolo di questa montagna, le valli, le crode. La fatica e il coraggio non contano quando siamo la propria terra e la gente che ci vive. Anche questi ragazzi che vengono da chissà dove per combattere in una terra di cui non sappiamo nemmeno l'esistenza. Anche loro sono come noi, figli della fatica e del lavoro quotidiano, per strappare alla terra un po' da vivere. Io oggi sono qui per morire. Noi donne non potevamo essere ciechi, guardare dall'altra parte. Sai, Maria, io vengo dalle valli del Piemonte e sebbene appartenga a una famiglia abbastanza agiata che mi ha consentito di studiare, capisco la fatica di cui parlate. Ah, avete studiato? Eh sì, a Torino. È una grande città e da prima ero un po' spaventato da come ero abituato al silenzio delle mie valli e dei miei boschi. Lì invece c'era affollamento, anche si tagliano per le strade. Come sono? Dite un po'. Beh, sono come i treni, ma un po' più piccoli. In quanto muore però non sono da meno. Io non ho mai visto neanche il treno. Non abbiate la male. Un giorno, quando tutto questo sarà finito, ci porterò io a vedere il treno, se vorrete. Sì, Carlo. Con voi verrò in capo al mondo se me lo chiedeste. E un giorno te lo chiederò, Maria, ne certa. Però fino a quel momento ti supplico di non metterti in pericolo. Solo questo ti chiedo. Chi avete, Carlo? Ho detto qualcosa che vi rattrista? No, Maria, anzi, le vostre parole sono sempre di conforto. Purtroppo devo confessarvi che per ora posso solo farti delle promesse e non so nemmeno quando sarà la prossima volta che potremo vederci. Che cosa succede, Carlo? Proprio stamattina ho ricevuto dal comando l'ordine di salire in trincea a guidare un battaglione all'assalto delle fortificazioni nemiche. È un nido di mitragliatrici che sta da giorni mettendo vittime tra i nostri. È un'impresa rischiosa e dura e... No. Voi siete un uomo forte, siete coraggioso, un buon soldato. Maria, ora che vi ho conosciuto vorrei rimanere, non abbandonarvi. Ma purtroppo il destino intende separarci. Vedrete però che ci rincontreremo. Torneremo a parlare come stasera, sotto il cielo stellato, di noi e del nostro futuro, se vorrete. Sì, Carlo. Sarò lieta di stare con voi sotto le stelle, di potervi amare. Tornate, Carlo, tornate.
ci corrono come il vento, figlia mia. Il primo lo puoi dire? Sì, pare che le truppe austriache abbiano ricevuto all'ultimo momento dei rinforzi, proprio mentre i nostri soldati avevano guadagnato terreno. Sono stati presi alla sprovvista. Hanno resistito, ma alla fine... Non è possibile. Proprio ieri avevamo portato diverse munizioni e fucili. Era tutto organizzato nei minimi dettagli. Li ho visti scendere, ero sulla strada che viene giù dalla Mandia. Ci hanno detto per raccogliere un po' di legno. Li ho visti scendere, con tutto brandello, sporchi di fame. Non sembravano più nemmeno dei cristiani. Ho sentito morti, a dei centinaia. Dio mio, è stato un disastro. Ho sentito anche dire che è stato un errore del comando. Non si parla d'altro, anche dai soldati. Inizialmente gli austriaci dovevano avere poche difese, soltanto le mitragliatrici. Invece erano nascosti a decine di cime, anche con i cannoni. L'artiglieria nemica ha preso una sulle spalle. Che Dio ci aiuti a finire questo inutile massacro, come dice nostra santità. Poveri fiori. Pare che sperano di qui, da noi. Non sanno più dove ricoverare il ferito. Gli ospedali delle regine sono pieni, e in alcuni non si sarebbero più. Anche i cimiteri sono pieni, maledetta guerra. Sergente, che muore? Cerco Maria. Ho una lettera per lei, è da parte del tenente Fossati. Carlo! Maria, siete voi? Sì, Carlo, sono qui per voi. Oh Maria, avrei tanto desiderato potervi incontrare in un altro luogo, magari in una sera stellata, ma ora non ho altro che buio attorno a me, solo il buio. Vi cureranno e sarete come prima. Sarete ancora il bel giovane che ho incontrato. Grazie a Dio. Vedrete che guarirete. Voi siete un uomo forte, siete di roccia, più di noi portatrici. E la roccia non si rompe facilmente. Non basta le granate austriache. Oh Maria, le vostre parole sono sempre dolci, ma non sarà come dite voi questa volta. Non voglio guarire e non potervi più vedere, rimanere in questa notte per sempre, senza la luce dei vostri sguardi. Carlo, fidiamo in Dio. I vostri occhi torneranno a dissetarsi di luce e di colori. Sì Maria, solo il vostro volto, le vostre pupille, il colore dei vostri capelli possono dare sollievo alla mia anima. Ma ora sento che la voce di Dio mi chiama. Avrei tanto voluto rimanere con voi, vivere con voi, stringere a me ogni sera, amarmi come non ho amato mai. Anch'io vi amo, Carlo.
Niente può spezzare l'amore, niente. Starò qui con voi, parleremo, sogneremo la nostra notte stellata. Grazie, Maria. Una storia triste, ma anche bella, perché da quel giorno le donne sono state guardate con sguardi diversi. Si è capito il loro coraggio, la loro forza. Purtroppo non tutti oggi
oggi godono dello stesso rispetto, ma quegli uomini che hanno incontrato le portatrici mai dimenticheranno il loro coraggio e la loro forza, e mai lo faranno i loro nipoti e i loro figli. Il tenente Fossati ha potuto una ragazza valorosa. Erano tutti bei giovani, molti sono tornati, molti non ce l'hanno fatta, ma è nostro compito mantenerli vivi nella memoria, come io mantengo vivo quel volto sotto la notte stellata. Grazie, nonna Maria. Le portatrici cariche furono il primo e uno dei più significativi esempi dell'impegno delle donne nelle tristi vicende della nostra storia patria. L'esempio di come le donne, fino a quel momento relegate alla vita domestica e addirittura ritenute incapaci di svolgere compiti di rilievo nel lavoro, che non fosse la semplice manovalanza nelle campagne o nelle fabbriche che all'inizio del Novecento sorgevano nel nostro paese, abbiano invece saputo prendere decisioni forti e svolgere compiti di primo piano durante la guerra che coinvolse l'Italia dal 1915 al 1918. Un compito gravoso, irto di pericoli e difficoltà. Su circa 1500 donne in tutta la Carnia, molte furono ferite o persero la vita durante le missioni di supporto e sostegno ai soldati in trincea. Circa 223 portatrici di Timao e Cleulis furono colpite dai cecchini austriaci. Maria Misero Livotto, ferita alla gamba sinistra nel febbraio del 1916. Maria Silverio Martins, ferita da scheggia di granata ad un braccio nell'agosto dello stesso anno. Rosalia Primis, colpita da una fucilata sul FAS durante un trasporto di munizioni. Non dobbiamo dimenticare Maria Plotzner-Bentil, colpita a morte il 15 febbraio 1916, divenuta il simbolo delle portatrici carniche. Per loro valgano le parole del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 a Timao, durante la consegna della Croce di Vittorio Veneto
Buonasera a tutti, unisco i ringraziamenti del Presidente Fogni all'inizio della serata, grazie per la vostra partecipazione. Ora vi voglio presentare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, sono tutti ragazzi del triennio del nostro liceo scientifico Convitto Carlo Alberto, terza parte quinta superiore, e partirò dagli scenografi. Virginia Tierno, Sara Urbini, lì davanti, non avete paura, Ankit Kaur, Sara Masvera, Giulia Bonolenta, Sofia Croci, Maria Cerutti, passo ora a presentare il coro. Giacomo Maruzzo, Caterina Spinatonda, Filippo Pavanetto, Sofia Faccini, Alessia Diana De Dovato, siamo ora le professoresse e il professore che mi hanno dato una mano nella realizzazione di questo spettacolo, le professoresse che hanno diretto il coro, Zelica Zugi, Marina Fiore, il professore che ha guidato il laboratorio della realizzazione delle scenografie, il professor Nicolò Iacometti. Ora passiamo agli attori. Nella parte del soldato ferito e di Moschini, Federico Comito Quaglini. L'avete vista come corista, ma era anche come attrice, Carla, nella parte di Carla Capinesco. Nella parte di Fernanda, e anche corista, Sofia Pietnova. Nella parte di Caterina, Nesri Giù. Nella parte di Agata, Susanna Goretta. Nella parte di Abele, Miriam Zu. Nella parte di Don Adelmo, Maria Sonzogni. Nella parte della lettrice di Agnese e anche del coro, Giada Ghilarducci. Nella parte del soldato portaordini del capitano Calligaris, Alberto Pistelli. Nella parte di Virginia, Giulia Onena Gubor. Nella parte della nipote e di Vittoria, Giulia Bonini. Nella parte del caporale, del furiere, di Bepi, del sergente Caputo, Luca Fusco. Nella parte del capitano Migliacci, Giovanni Tosini. Nella parte del tenente Fossati, Angelo Carlucci.
una parte di Maria, Justin Singh. Vorrei chiamare qui sul palco la maestra Michela Fassi e un grande applauso alla banda di Adorazione di Gagliardo. Vorrei anche l'autore del dramma, professor Claudio Balzaretti. Un ringraziamento al sindaco e all'amministrazione di Appena, che chiamerei qua sul palco per un saluto. Buonasera a tutti. Scusate, una domanda così. Dov'è Zulianieri? Questa sera sono molto emozionato e credo sia stata una serata stupenda, emozionante. Io vi faccio veramente i complimenti a tutti. Quindi il Presidente Fogni, se vuole tornare qui con noi un attimo. Anzitutto devo ringraziare il Presidente, ringraziare tutti voi, il Liceo Scientifico Carlo Alberto, il Professor Balzaretti, ringraziare chiaramente l'amico Edi e ringraziare gli amici del teatro, perché noi ci siamo trovati qua in una giornata di novembre, c'era il Pulciti Style in corso, per cui al termine della corsa Pignotte, che è un bel percorso, una bella passeggiata che si sviluppa ad Artegna con due tipi di percorsi, uno più breve e uno più lungo, ci siamo trovati proprio qui per programmare assieme questa serata. E io prima, Presidente, nella presentazione che ha fatto, nell'inizio ha detto siamo qui per l'amicizia che c'è tra il Sindaco e Edi. E io dico che non mi prendo questi meriti. Io credo che siamo qui perché la storia ha voluto farci incontrare qui questa sera. E una storia stupenda che l'abbiamo vista prima, l'abbiamo ascoltata, abbiamo visto diversi pezzi di cui noi dobbiamo fare tesoro, ma soprattutto dobbiamo conoscerla e trasmetterla. Io credo che stasera siamo tutti uniti in questo messaggio che è conoscitivo, in questo messaggio dedicato alle donne, alla loro forza, che sono fondamentali nella nostra comunità. E credo che tutti assieme abbiamo un ulteriore impegno sulla storia, sulle donne, su tutto quello che possiamo fare quotidianamente, quello di continuare a conoscere ciò che c'è stato per poter essere migliori giorno dopo giorno. Per cui io veramente vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti voi per questa serata, ringrazio anche tutti voi che siete qui, venuti questa sera. Non era una serata facile ad Artegna, perché c'erano tanti impegni in questi giorni, non solo oggi avevamo le cresime, c'erano qui, quindi tante persone sono impegnate e poi c'erano tante manifestazioni, qui ci avviciniamo al 6 maggio, quindi iniziano ad esserci tante manifestazioni, quest'anno è il 49esimo anniversario del terremoto, per cui ci sono veramente tanti impegni in maggio, ma un po' come credo anche dappertutto. E quindi non era facile, quindi grazie a tutti voi per essere venuti qui stasera. Io credo che stasera veramente portiamo a casa un grande messaggio dal teatro ed è uno di quei messaggi che proprio credo rientrino anche nello spirito e nella vocazione in cui questo teatro è stato costruito, è stato ideato dal
Monsignor Lavaroni all'epoca, e che viene portato avanti così egregiamente. Io chiamerei qui con me, se c'è qui in sala anche il presidente Giorgio Vinisilli, degli Amici del Teatro, non so se è sopra, se può scendere con noi. E poi ci terrei in conclusione di nuovo veramente a ringraziare a tutti. Avete uno splendido gruppo, dal corpo bandistico a tutti i ragazzi che sono esibiti, veramente una ricchezza. Il messaggio che vi do anche come sindaco di Artegna è quello di portarlo avanti, e mi auguro che questa serata sia una delle tante che magari possiamo condividere assieme in altri progetti, in altri momenti. Non voglio essere troppo lungo, magari spero di non aver dimenticato nessuno. Grazie veramente di cuore a tutti, anche da parte mia, dell'amministrazione. Abbiamo solo un piccolo pensiero simbolico, ma il significato di questa sera l'avete già dato qua sul palco. Grazie veramente di cuore. Semplicemente il nostro gagliardetto del comune, e ci sono due nostre pubblicazioni, diciamo, storiche del comune di Artegna, quindi Artegna Novecento e Artegna Opere d'arte nei secoli. È un ulteriore modo per conoscersi, anche magari, non so se magari l'avevi già portata a Gagliate, ma credo che, ecco, no, ti mancano. Bene. Grazie a voi. Come corpo bandistico lasciamo anche noi un pensiero, ed è la locandina di questa serata, in cui abbiamo racchiuso sia il corpo bandistico sia il liceo Carlo Alberto. E senza farlo apposta abbiamo scritto una frase dietro, che è in realtà il riassunto del suo discorso. La frase che abbiamo scritto e abbiamo scelto di scrivere insieme stamattina è il desiderio di conoscere, la voglia di raccontare e l'importanza di ricordare. Quindi vi ringraziamo per questa bellissima accoglienza e collaborazione. Grazie. Io prima di lasciare la conclusione della serata dono il microfono alle due ragazze che credo abbiano un compito importante da fare. Infine vorremmo ringraziare il professor Pozzi per Spento? No. Ok. Per chiudere questa serata con le tradizioni, gli spettacoli che facciamo in collaborazione con la Verde Azzurra, chiedo a tutti per favore di alzarvi in piedi, perché adesso suoneremo l'Italia. E chiedo a uno dei ragazzi di prendere il capo aperto e il cagnetto della banda Verde Azzurra. Thank you.
Grazie.